Nella riunione svoltasi in prefettura per la vicenda idrica nella nostra provincia, alle presenti dei vertici dell'AICA, del commissario straordinario Venuti, dell'assessore agli enti locali Zambuto, dei sindaci e del prefetto, sono stati discussi gli aspetti tecnico-operativi della gestione del servizio idrico, con un particolare riguardo all'esigenza di utilizzare il personale e mantenere quindi il rapporto con le ditte che eseguono i lavori di manutenzione, resi particolarmente complessi dalla sussistenza di una procedura di fallimento delle società Girgenti Acque e Idrotecne e dai necessari e imprescindibili rapporti con la curatela fallimentare. In particolare, nel corso della discussione è emesso che i vertici dell'AICA e i componenti del Consiglio di amministrazione sono già al lavoro per stabilire le soluzioni giuridicamente idonee per un contratto temporaneo di affitto del ramo d'aziende dalla curatela fallimentare per il passaggio al nuovo organismo del personale che opera alle dipendenze delle due società fallite. Durante la riunione, inoltre, i sindaci hanno evidenziato lo sforzo comune e l'impegno che consentirà dal prossimo 2 agosto, con il ritorno alla gestione in-house, di attivare le potenzialità per garantire una migliore erogazione del servizio idrico. Lei è dimissionaria, però è sempre presente. Assolutamente sì, ho sempre detto fino al 3 agosto rappresenterò la mia comunità. È importante avere lo Stato dalla nostra parte in un momento in cui c'è molto risentimento anche da parte dell'opinione pubblica, e fare le cose per bene, essere oggi ospiti qui in queste stanze è veramente da conforto per tutti noi sindaci che troppo spesso purtroppo ahimè siamo un po' abbandonati. Abbiamo visto il conforto sia dalla politica da parte dello Stato e credo sia veramente importante come segnale di un buon inizio, una buona partenza per questo nuovo servizio idrico. Sindaco, Agrigento sta soffrendo la penuria d'acqua, diverse notizie ci arrivano che l'acqua viene data a intermittenza, ci sarà una normalizzazione del servizio idrico in un periodo estivo fortemente critico? Sì, spero di raggiungere l'obiettivo, anch'io ribadisco quello che hanno detto poco fa i miei colleghi, fortunatamente sia la politica che lo Stato è accanto a noi. Per quanto riguarda le penurie dell'acqua, sono provocate da un ridotto litraggio al secondo, per problemi naturalmente estivi che non lascio qui a commentare, poi anche perché ci sono tantissime riparazioni, tantissimi interventi da fare e che sono rimasti indietro. Anticipo che già ho fatto un'ordinanza l'altro ieri e quindi stiamo iniziando noi con imprese nostre, congiuntamente a quelle dell'ex Girgenti Acque, a iniziare le riparazioni.